Di mamma Marina. E tutti quanti abbiamo avuto e dato parecchi anni della nostra vita. Io a bordo del Vittorio Veneto ne ho dati un paio di lustri. È venuta là. No, qualcuno quasi. di meno, vabbè. E l'ho sentita tante volte per interfono alla Maina e mi è rimasta nel cervello oltre che nel cuore. E tutti quanti dovremmo rivolgere un pensiero quando la sera ce ne andiamo a dormire o a casa o a cena a quella persona che da lassù ci dà qualche cosa in più, perché la vita, oltre il fatto di mangiare e stare con gli altri, poi in fin dei conti non è niente. Se pensiamo che forse avremo un'altra vita e qualche cosa che ci eleva, è una cosa che ci fa vivere meglio. Allora, tutte le sere a bordo, alla Maina, quando il sole tramonta, si dice la preghiera del marinaio. A te, o grande eterno Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata dalla patria, leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste e i flutti servano lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro che cinge la nostra nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Ma passiamo con i piattini. È facile l'offerta.